Ho imparato ad apprezzare Gustavo Franchetto nel breve periodo in cui adesso ci siamo conosciuti. È una brava persona, è una persona onesta, è una persona capace, quindi credo che sia una persona da votare, è una persona che, a prescindere dal fatto che abbia aderito all'Italia dei Valori, ha un suo background importante e questo può servire in Europa. Quindi vi invito caldamente a votare Gustavo Franchetto. Sta candidando un cambiamento, sta candidando delle persone nuove e attraverso il suo coraggio, perché ha del coraggio da spendere. Oggi qui sta presentando non solo dei candidati, ma bensì una nuova classe politica all'europea. Dopo una lunga carriera di giornalista è attualmente consigliere regionale dell'Italia dei Valori nella regione Veneto. Franchetto Gustavo. Buongiorno a tutti, non sono una velina, però non mi sento neppure male odorante o male vestito e quindi l'alternativa non può essere tra il bello e il brutto. Noi diciamo che l'alternativa è tra le persone che lavorano e si impegnano e quelle che non hanno voglia di fare niente. Questa è l'alternativa, no? Quella tra il bello e il brutto. Guardate, il primo pensiero di ringraziamento è davvero al Presidente Antonio Di Pietro, perché io dico, se siamo qua perché lui rappresenta l'Italia dei Valori, l'ha fatto e ha lavorato lasciando un segno nella storia del nostro Paese e oggi è lì davanti a guidare l'opposizione a questo governo. Grazie Presidente. Perché se anche un Franchetto, che non è nessuno, ha la fortuna di avere una platea così grande, è perché ci sei tu. Esisto politicamente perché esisti tu. Esistiamo politicamente perché esisti tu. Però il partito si chiama Italia dei Valori perché negli ultimi tempi è diventato una squadra. E questa è l'altra notizia, a mio giudizio, più bella. In qualche modo si allarga dalla figura di Antonio Di Pietro, è diventata una grande squadra con un gruppo di oltre 40 parlamentari, moltissimi sono in sala e siamo certi avrà un gruppo altrettanto consistente, altrettanto forte nel Parlamento europeo, quindi sempre più forti e sempre più presenti sulla scena politica nazionale e internazionale. Grazie davvero ancora. E guardate, un ultimo pensiero perché il tempo stringe. Alla fine, se ci facessimo la domanda vera, ma che cos'è la politica, cos'è il nostro impegno, cos'è che siamo chiamati a fare, io credo che la risposta che nasce da chi ha sentimenti onesti è la risposta che dice: è lavoro, la politica deve essere fatica, la politica deve essere servizio. Comunque la politica non deve essere privilegio e su questo noi continuiamo a fare queste nostre battaglie. Che altro è? Ma che altro è la politica se non la voglia e la passione di ascoltare, di cercare di capire e insieme cercare delle soluzioni? La politica è pazienza e la politica è confronto su questo. E io credo che veramente nelle scelte fatte, nella squadra messa in campo, nelle parole che abbiamo sentito, qui abbiamo un gruppo di persone che, oltre a condividere, come dire, una collocazione politica, che oggi è contro il governo Berlusconi, è contro questa destra, dice spesso il Presidente, anche se non ci fosse Berlusconi saremmo contro questa destra, perché comunque non ci piace, perché, come ripete spesso, sa dare ai ricchi e togliere ai poveri, ma dico che c'è una squadra che sta dimostrando di avere delle sensibilità comuni, che noi poi in fondo chiamiamo dei valori comuni. Crediamoci, siamo sempre più numerosi. Forza Italia dei Valori!